Sono 32 le sezioni elettorali aperte a Castelfranco, dove i cittadini sono chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Nella città del Giorgione, come negli altri 5 comuni dove si vota, Ponzano, Silea, Ponte di Piave, Chiarano e Vidor, le urne restano aperte oggi fino alle 23, mentre domani si vota dalle 7 alle 15. Essendo Castelfranco l'unico comune sopra i 15.000 abitanti, sarà anche l'unico dove si andrà al ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiunga il 50% più uno delle preferenze. Negli altri comuni il sindaco sarà eletto al primo turno con maggioranza semplice dei voti. Abbiamo aperto il seggio alle 7 di questa mattina, il primo votante è arrivato circa attorno alle 8 e poi insomma è stato fluido. C'è una buona affluenza e non ci sono stati intoppi, difficoltà, sta procedendo tutto liscio e sereno. È un orario tra l'altro fantastico perché non ho trovato nessuno, fatto veloce, però devo dire molto ben organizzati e avevo le idee chiare, questa volta avevo le idee chiare. Votare è sempre un diritto, lo ha sempre fatto, qualche volta si è tirata indietro. Devo dire che qualche volta ho mancato proprio per il fatto che non avevo le idee chiare e quindi ho preferito non andare. È una votazione importante per la nostra città che ha tanto bisogno di essere risollevata. L'unico problema è stato per qualche anziano il cambio di sede del seggio numero 9, trasferito dalla casa di riposo in via Ospedale numero 12 alle scuole Giorgione di via Volta. Mi hanno detto, abbiamo trovato gente che tornava indietro e ha detto qui non si vota più, dovete portarvi verso la scuola media là. È un problema? No, è per lei che magari fa fatica a arrivarci. Per il resto tutto facile e veloce. Tutto tranquillo, c'è in questo momento un momento tranquillo anche al seggio, anche la parte pratica è molto semplice. Tranquillissima, sicura di quello che faccio, un dovere e un diritto.